Ancora buongiorno a tutti voi, ben trovati a quest'ultimo appuntamento settimanale con A voi la linea in diretta per approfondire i principali temi di giornata, tra questi anche un bilancio e i numeri della mostra La forma dell'infinito allestita a Casa Cavazzini. Se ne è parlato in occasione di una conferenza stampa dove sono state anche presentate le nuove opere che andranno a sostituire quelle provenienti dalla Russia. Allora andiamo in diretta da Isabella Gregorato. Casa Cavazzini, parliamo della mostra La forma dell'infinito che doveva chiudersi il 27 marzo, invece la chiusura è stata prorogata al 10 aprile. Intanto dobbiamo dire che le opere provenienti dai musei russi rimarranno qui fino a domenica, prenderanno il volo nel lunedì. Comunque parliamo di come sta andando anche la rassegna e poi spiegheremo da che quadri sono state sostituite le opere che appunto torneranno in Russia. Cominciamo a parlare appunto, a dare alcuni dati con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Dati importanti per questa rassegna perché già si parla di 50.000 visitatori. Sì, 50.000 visitatori che hanno pagato il biglietto, che sono venuti qui in Casa Cavazzini a vedere la mostra La forma dell'infinito, un successo per la città perché nella storia di Udine non abbiamo mai avuto una mostra con tanti visitatori e tra l'altro raggiungeremo probabilmente i 60.000 visitatori perché ancora 10 giorni di tempo, grazie a questo innesto, chiamiamolo così, di cultura che Don Alessio ci ha permesso di avere con quadri che non erano presenti ma che sono appena arrivati, che sostituiranno in parte i quadri russi che abbiamo dovuto restituire per le questioni legate alla guerra. Dispiace questo episodio, ma in ogni caso la mostra ha la sua valenza, è una mostra importante, l'abbiamo vissuta anche un periodo ancora difficile perché il Covid impedisse un numero elevato di presenze all'interno dei locali e questo un po' ha compresso il numero dei visitatori, anche se abbiamo raggiunto queste cifre così importanti. In ogni caso siamo veramente soddisfatti. Io devo ringraziare il gruppo di San Floriano, in particolare Don Alessio, perché ci ha dato la possibilità di fare qui nella capitale del Friuli una mostra di altissimo livello e apprezzata da migliaia di persone. Quindi gli investimenti su Casa Cavazzini stanno dando i loro frutti perché qui si potranno ospitare ancora opere di un certo tipo in sostanza. Sì, abbiamo dovuto riadattare un po' questi locali, abbiamo speso più di 1,5 milioni di euro perché non era possibile ospitare opere di grande valore che necessitano di avere un clima particolare, di avere tutto un sistema di sicurezze per tutelare queste opere. Abbiamo fatto questi investimenti perché eravamo convinti che Udine avrebbe risposto bene a questo nostro lavoro di restyling e di adeguamento di questi locali. Un lavoro che servirà, ripeto, ad ospitare tante altre mostre. Bene, ringraziamo il sindaco Pietro Fontanini. Don Alessio ce l'ha fatta in sostanza a tenere qui, a mantenere qui le opere provenienti da questi musei russi, perlomeno fino alla data prevista di chiusura. Sì, questo è già un piccolo risultato. I musei stessi ne erano in fondo contenti perché si ritrovano ad essere costretti dal Ministero della Cultura russa a chiedere le opere indietro, altrimenti avrebbero volentieri aderito al prolungamento della mostra, come inizialmente avevano comunicato prima che iniziasse il conflitto con l'Ucraina. Ma abbiamo sostituito le 6 opere che lunedì partiranno con 4 opere di grande fascino. Ecco, qui ne vediamo un paio. Sì, qui ci sono 2 di queste 4 opere, 3 di esse sono di Matisse, queste 2 sono Matisse per esempio, e una è di Kandinsky e sostituirà la Piazza Rossa di Kandinsky. Sono opere di grande fascino, quelle di Matisse ci fanno entrare nella vivacità del libro jazz che lui ha realizzato
mentre era bloccato a letto con una importante convalescenza e mentre la guerra tormentava la Francia e anche la sua famiglia. E in un momento di grande insicurezza e dolore ha reagito facendoci volare con i colori e con i personaggi che mette in scena in questo libro, un grande invito alla speranza. Quanto mai attuale, soprattutto in questo periodo, Don Alessio. Assolutamente, quindi ci sono tutte le ragioni per cui chi non ha ancora potuto vedere la mostra e magari non ha trovato spazio in queste ultime settimane prese d'assalto dai visitatori lo possa fare nei prossimi 15 giorni. E chi magari l'ha già vista volentieri ci ripassa un attimo perché è di grande conforto interiore. E già il comitato sta lavorando per la mostra di Leggio, sta lavorando per un'altra mostra sempre qui a Casa Cavazzini per dicembre del prossimo anno, di quest'anno, e comunque per maggio ci sarà un altro grande evento a Leggio. Certo, come sempre, ogni anno il Leggio stupisce con una nuova grande mostra internazionale. Il 15 maggio si aprirà e la prossima settimana sveleremo i contenuti principali e il titolo della bellissima nuova esposizione che aspetterà come sempre tanta gente nel borgo tra le montagne incantato dove è nata questa bella avventura di arte. Don Alessio, un'ultima cosa, mi tolga una curiosità. Lei ha detto una frase, le opere destinate ai musei, cioè che devono ritornare praticamente nei musei russi, saranno imballate lunedì. Però lei ha intenzione di fare una cosa particolare? Sì, vorrei che insieme all'imballaggio di sicurezza delle opere ci fossero a ricoprirle alcuni giornali internazionali dell'ultimo mese per far giungere ai musei russi le foto e le notizie di quello che sta succedendo in Ucraina, anche perché non è scontato che loro possano vedere e sapere tutto questo. Un piccolo messaggio tra le righe, forse disimballando i quadri, un nodo alla gola potrebbe venirgli. Ringraziamo Don Alessio Geretti e qui da Casa Cavazzini è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, noi restiamo a Udine ma per parlare di università e dello Student Day che ha raccolto numeri record con ben 8.000 prenotazioni per la partecipazione agli eventi di orientamento dei ragazzi prossimi ad uscire dalle scuole superiori. L'Ateneo Friulano spalancherà le proprie porte anche domani e per i prossimi 1° e 2 aprile. Il nostro Daniele Paroni è con il rettore Roberto Pinton. Magnifico rettore, in questa giornata, lo Student Day, l'abbiamo visto parlare con gli studenti con un entusiasmo quasi superiore a quello dei lavoratori del domani. Che opportunità è quella di oggi? Beh, è un'opportunità strepitosa perché diciamo, si esce dal computer, dalla rete, si può arrivare a toccare con mano ciò che l'università può offrire, non solo come corsi e attività informative, ma come vita dell'università, servizi allo studente, cosa a cui noi teniamo molto. Ed è un momento di interazione, entrano anche negli edifici universitari e credo che questo sia molto importante. Certo, l'entusiasmo non può mancare al rettore, ma io sono un docente, un ricercatore prima, e ho sempre il piacere da anni di dialogare con gli studenti e questo è molto importante per loro, stabilire anche un rapporto in cui si possa essere una comunicazione non solo finalizzata a dare delle informazioni ma a creare la consapevolezza di che cosa può offrire un percorso universitario. Quanti studenti pensate di incontrare? Noi al momento devo dire che siccome abbiamo questa 2 giorni che verrà ripetuta la settimana prossima, c'è anche l'evento online, al momento siamo sulle 8.000 prenotazioni. Quanto è difficile orientare un ragazzo all'università? E non è facile, infatti bisogna evitare di cadere, credo, anzi ne sono convinto, nel rischio di dare molte o addirittura troppe informazioni o a cercare di vendere un prodotto. Quello che è importante è dare proprio l'idea di che cosa significa fare un'esperienza universitaria come costruzione del proprio futuro. La cosa più semplice che mi viene da dire sempre è che
i ragazzi e le ragazze debbano scegliere seguendo la loro passione. Questo gli permetterà sicuramente di fare un percorso con maggiore successo e anche di correggere in corsa la loro scelta. Su questo però abbiamo anche la volontà e anche la capacità di seguirli e aiutarli, orientandoli continuamente. Questo la nostra dimensione e anche la nostra storia ci permette di farlo. Il mercato del lavoro di che figura ha bisogno oggi? Il mercato del lavoro oggi si sta completamente modificando, quindi è chiaro che alcune situazioni che potevano essere marginali o ancora diciamo infieri, pensate solo al sistema della digitalizzazione, sta esplodendo in maniera molto ampia. Quindi è chiaro che c'è necessità di avere delle preparazioni multidisciplinari da un certo punto di vista e dall'altra invece molto focalizzate su alcune professionalità. Ecco che allora anche noi dalla formazione tradizionale stiamo puntando anche a questo tipo di formazione. Dal Polo Scientifico dei Rizzi di Udine ringrazio il magnifico lettore Pintone, veramente tutto, a voi la linea. Grazie Daniele, traguardo importante per il servizio di emergenza sanitaria attivo in Friuli Venezia Giulia 24 ore su 24 dalla sede di Palmanova, compie 30 anni, il 118. Il 118 compie 30 anni, ormai è un punto di riferimento imprescindibile per la popolazione in materia di gestione delle emergenze. Una storia lunga, una storia importante, una storia che ha dato grandi risultati e deve proseguire coerentemente con quello che c'è stato nell'esperienza di questi 30 anni. Quindi un grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato sopra, chi ci lavora continuamente e chi guarda da una prospettiva con l'utilizzo dell'innovazione tecnologica e consenta di ridurre quegli spazi nei confronti di una preoccupazione del cittadino rispetto alla risposta che deve essere garantita in termini di salute. Sicuramente i professionisti che oggi continuano a lavorare su questo sono determinati e noi dobbiamo mettere nelle condizioni di continuare a lavorare senza guardare all'indietro ma guardando avanti e per il futuro. Il numero uno è una strategia di questo Paese, quindi noi aderiamo a questo, è chiaro che c'è una relazione molto forte, poi quando le persone sono in difficoltà cercano di chiamare i numeri che conoscono, quindi è evidente che l'112 drena una quota di chiamate anche improprie che potrebbero arrivare e mettere in discussione l'efficienza e la capacità del sistema sanitario, perché nel momento in cui il sistema sanitario deve dedicarsi ad altro è chiaro che non può sdoppiarsi nel momento in cui arriva una chiamata, quindi io penso che questa sia un'esperienza utile che ha sicuramente molti margini di miglioramento, che ha a che fare con la continua evoluzione tecnologica, la continua formazione del personale che è fortemente motivato e deve far parte di un sistema che non guarda soltanto alla gestione della centrale operativa ma alla completa attività legata all'emergenza. Da 30 anni o più in realtà, perché in realtà noi siamo partiti prima del DPR del 92, siamo partiti nel 90 in regione con una provincia, siamo tutti i giorni di fronte alle richieste della popolazione, tra le più svariate, sia per tipologia clinica ma anche per logistica, perché le chiamate possono arrivare dal domicilio come da luoghi pubblici o altro. Le chiamate possono arrivare da persone che non conoscono chi stanno chiamando, oppure da persone che invece conoscono il chiamante, come in casi già avvenuti. È importante che il bystander, quindi chi è sul posto, ci chiami e ci segua pedissequamente sulle nostre interviste telefoniche, perché ci permette di assegnare la giusta criticità, inviare il mezzo più idoneo e soprattutto dare le istruzioni pre-arrival, che sono quelle che permettono alla persona a casa, con la persona che sta male, di garantirgli di stare un po' meglio o comunque di garantirgli un outcome finale decisamente favorevole. Quali sono le prime domande chiave che rivolgete a chi vi telefona? Allora, la prima domanda che noi facciamo, che è lo step successivo a quello che fa il NUE, perché nella prima fase di intervista c'è un operatore laico che in 40 secondi deve capire chi chiama, da dove chiama e per quale motivo. Se è un motivo sanitario la chiamata viene dirottata alla SORES, quindi alla nostra sala operativa regionale, in cui risponde un infermiere, noi abbiamo tutti infermieri all'interno della sala operativa. La prima domanda che noi facciamo è: mi dica esattamente cosa sta succedendo. Da questa domanda noi possiamo già capire lo stato di gravità e quindi già attivare le istruzioni pre-arrival in determinate situazioni, come ad esempio in caso di una persona
che non è cosciente e non respira. Altrimenti le domande successive sono tutte tarate, prima per individuare la tipologia di persona, sesso, età, la quale poi di conseguenza, in base ai segni e sintomi che ci mostra, ci farà pendere per un codice di gravità piuttosto che un altro. Ti è capitato di dover assistere via telefono alla nascita di un bambino? Fin quando non rispondi alla telefonata non sai mai cosa ti trovi dall'altro lato. Ebbene, mi sono trovato un padre che mi chiede aiuto perché la figlia ha deciso di venire al mondo prima del tempo. Come hai affrontato la situazione? Abbiamo un protocollo specifico che ci aiuta a gestire tutto il parto passo passo in casa e ho trovato dall'altra parte il padre della piccola che è stato collaborante proprio all'ennesima potenza ed erano le mie braccia sul posto sono state realmente lui e io mi sentivo come se fossi lì in casa con loro, mi ha descritto la scena in una maniera veramente impeccabile. Una gioia quindi assolutamente condivisa? Assolutamente sì, mi sentivo realmente parte della loro famiglia in quel momento. Com'è stato seguire al telefono le indicazioni che venivano date dall'infermiere? Prima avevo chiamato il 112, dopo mi hanno passato loro e parlando con lui mi ha guidato come fossero le sue mani. Un episodio che testimonia quindi l'importanza di questo servizio per intervenire celermente in questi casi di emergenza. Sì, molto importante, condivido anche io, è molto importante essere lì e sì. Con l'operatore che sia uno vicino alla mamma, alla figlia, alla famiglia. Noi tra poco ci rivediamo con la seconda parte di A voi la linea. Bentornati ad A voi la linea. Con Daniele Paroni andiamo adesso nella sede della Croce Rossa a Palmanova, dove è in corso una raccolta mirata di beni di prima necessità per gli ucraini arrivati dalle zone di guerra. Al momento sono 140 le persone ospitate negli oltre 20 comuni della Bassa Friulana. Grazie della linea, siamo al comitato della Croce Rossa di Palmanova, li vedete, sono tre angeli della Croce Rossa di questo comitato palmarino presieduto da Dennis Raimondi. Questo è il magazzino da dove insomma vengono selezionati gli alimenti, i beni per le persone bisognose, sono 600 le persone che vengono, le famiglie che vengono seguite in tutta la Bassa Friulana dalla Croce Rossa, ma noi siamo qui per commentare, parlare con il Presidente, perché questi sono alimenti che vanno anche alle persone che arrivano dall'Ucraina bisognose, quindi la filiera è particolarmente stretta. Sì, Croce Rossa Palmanova è particolarmente attiva in questo momento. Le 600 famiglie che stiamo seguendo di routine nella Bassa Friulana, segnalate dai servizi sociali che hanno difficoltà economiche, si rivolgono a Croce Rossa Palmanova per la borsa spesa settimanale e anche per il vestiario. Ora la cosa è incrementata dall'arrivo appunto della popolazione ucraina. Sui 23 comuni che fanno capo a Croce Rossa Palmanova siamo a conoscenza di 140 arrivi in questo momento, di cui il 50% sono minori che stiamo aiutando attraverso i comuni nell'inserimento a scuola e la popolazione ucraina che stiamo aiutando ogni giorno per proprio l'aiuto di quello che serve, da vestiti, assistenza sanitaria, collegamento con i servizi, e questo è l'impegno di questi giorni. Abbiamo attivato per questo la sala operativa locale che viene attivata in caso di maxi emergenza, l'abbiamo attivata appunto per l'emergenza ucraina, che accompagna la centrale operativa giornaliera che lavora sempre ogni giorno 24 ore su 24. Ecco, Raimondi, di fatto dalla sede nazionale vi è arrivato una sorta di alert. I magazzini nelle zone calde a rischio sono piuttosto pieni. Sì, la Croce Rossa insieme all'UNICEF e all'UHCR ha raccomandato di non fare raccolta di materiale. Il materiale da trasportare è difficile da trasportare, le esigenze le conoscono le organizzazioni che sono sul territorio, quindi Croce Rossa Ucraina, Croce Rossa Internazionale per prime, e in questo momento la cosa più importante è raccogliere donazioni in denaro. Questo ci permette di investire sui territori limitrofi all'Ucraina, aiutando l'economia locale che è estremamente in difficoltà, facendo acquisti che sono acquisti mirati.
Allora, io ringrazio Denis Raimondi, qui si continua a lavorare, lo ricordiamo, da qui partono le ambulanze per i trasporti primari, quindi per l'emergenza, ma anche per i trasporti secondari, e Croce Rossa di Palmanova veglia su tutta la bassa friulana. Grazie Presidente Raimondi, alla prossima. Grazie a voi. A voi la linea e grazie al supporto tecnico del nostro Fabio Di Bernardo. Noi andiamo a Pordenone, dove la Polestar ha presentato i dati dell'attività del 2021 con oltre 6.300 contravvenzioni, 104 patenti ritirate e oltre 13.000 punti decurtati agli automobilisti indisciplinati, ma c'è stato anche un grande lavoro di prevenzione e formazione con il coinvolgimento delle scuole. Guglielmo Bavaresco, comandante della Polizia Stradale di Pordenone, oggi date insomma un po' il bilancio di quella che è stata la vostra attività nel 2021. Ecco, quali sono i dati? Ecco, i dati sono sicuramente incoraggianti. Confermiamo che abbiamo svolto una serie di attività molto importanti quest'anno, che vanno dall'attività di verbalistica alla rilevazione degli incidenti stradali, di cui 4 ahimè mortali, e sino all'attività di PG, che ha portato a ben 6 arresti nel corso del 2021, e grazie anche alla preziosa collaborazione sia con la motorizzazione civile di Pordenone sia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda il controllo dei veicoli eccezionali e del trasporto merci su strada, sia italiani sia stranieri. Non è mancato poi uno spirito di comunicazione e di prevenzione attraverso i progetti scuola come Icaro e Biciscuola, e anche un progetto intitolato Uniti per la sicurezza stradale. Ecco, in tutto questo la nostra attività è un'attività che sicuramente è preventiva, non sicuramente repressiva, e quindi invitiamo tutti gli utenti della strada al rispetto delle norme, e noi ci siamo, e qualsiasi anche cosa noi siamo a disposizione del cittadino, e questo è quanto. Ecco, per quanto riguarda gli incidenti, quali sono le cause principali e anche le strade forse dove questi incidenti avvengono più frequentemente? Per quanto riguarda gli incidenti, abbiamo, come già detto, 4 incidenti mortali sulle statali principali e sulle autostrade, che nella nostra competenza è la A28, mentre per quanto riguarda l'incidentalità con feriti si registrano il maggior numero di questi sulle strade principali, quindi sulle strade statali e sulle regionali, e ovviamente il punto principe è la distrazione dell'utenza solitamente, che può essere per malore, per telefonino, per una distrazione alla guida, e quindi invitiamo tutti a prestare sempre attenzione a questi aspetti, perché riguardano il pericolo personale, la prevenzione personale e sicuramente anche degli altri utenti della strada. Ecco, per quanto riguarda la tecnologia, sicuramente questa vi viene in aiuto. Certamente, noi abbiamo molteplici tecnologie, sia per il rilievo degli incidenti, sia per l'attività di accertamento su strada attraverso i nostri tablet, computer portatili, accesso alle banche dati nazionali e regionali, e per l'attività di verbalistica. Ecco, questa è un'attività che consente a noi di essere più efficienti da un punto di vista della presenza sul territorio, ma comporta anche una forte specializzazione del nostro personale pattugliante. In questi 2 anni siamo passati dall'essere liberi, come anche noi, come controlli, come attività di prevenzione e repressione, a un anno, quello trascorso, dove si alternavano momenti di apertura, momenti di chiusura, ma in tutto questo noi, anche attraverso l'attività di controllo dei veicoli, del Green Pass, dell'utenza, anche nei periodi di chiusura, abbiamo cercato di aiutare l'utenza, di consigliarla e di far rispettare la normativa che in quel momento era richiesta dallo Stato. Ed è tutto per questo ultimo appuntamento settimanale con A Voi la Linea, che torna lunedì alle 12:45. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.